Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Fiori, siamo su Pro Evolution Soccer 2006, ma non la versione PlayStation 2 o Xbox 360, ma la versione PES 21. Praticamente è un PS6 rimasterizzato, con tutto il database 2006, 2007, loghi, palloni, scarpe, tutto quanto. L'unica pecca, stadi pochissimi, non so il perché non posso neanche inserire, non posso inserirli io manualmente. Quindi per esempio il Franchi non c'è, quindi me lo pippo così, purtroppo. Ehm, L'unica pecca di una patch però strepitosa, e quindi visto che in passato ho prodotto PS6 con la Master League con la Fiorentina, ma giocarlo in 4 terzi su un monitor da 21 noni, sinceramente, anche no, allora ho detto scarichiamo la versione rimasterizzata, tra virgolette, di PS6 e portiamo una Master League con la Fiorentina, squadra idolo di quel momento con Luca Toni, proprio un giocatore top per me, cioè, poi quella maglietta rossa della Fiorentina del 2006-2007 è proprio un godimento totale. E ci spariamo una Master League in un'epoca insomma ancora bella con tantissimi giocatori forti. E niente ragazzi, quindi adesso ho già fatto tutti gli allenamenti, ho messo in vendita un po' di giocatori, adesso un po' di trattative, diciamo che il problema principale è centrocampo e difesa, soprattutto terzino che ho solo Pasquale e non ho nessun altro. Abbiamo un buon budget, abbiamo un budget, anche ho messo anche ovviamente gli osservatori in Europa, punti deboli, in Sud America e Europa, invece tutte le, diciamo, le posizioni. Ho messo poi giocatori in vendita, la squadra c'è. E basta ragazzi, speriamo di portare a casa un po' di giocatori forti. 60 milioni di trasferimenti, 14 ingaggi. Ingaggi 14 non è tantissimo, però 2-3 colpetti secondo me possiamo anche portarli a casa. Ovviamente qualche mio idolo storico voglio portare a Firenze perché lo sapete che il Como è un nostalgico. E basta, insomma, dai, così. L'obiettivo è la Champions League. C'è Marcello Lippi come allenatore, perché dai, quell'anno abbiamo vinto il mondiale, quindi abbastanza iconico il buon Marcellone. E basta, abbiamo la Juve in Serie B, chiaramente. Unica pecca, Stadia, appunto, per il resto patch che consiglio, chiaramente è una patch non gratuita, ma c'è chiaramente non sono, cioè, non sto sponsorizzando niente, ma è una patch che tramite YouTube basta digitare PES 2021 patch PS6 Remastered e si trova tutto con il link Patreon per acquistarlo. Insomma. Ecco, basta raga, adesso cerco di capire un po' le trattative e ci becchiamo per il calcio mercato. Raga, ho provato un po' di giocatori perché quelli giovani sono impossibili e le vecchie glorie comunque è lo stesso, però ok, non lo pago, certo 2 lire, però Gareth Bale me lo prendo come terzino sinistro giovanissimo, sì, me lo compro sicuramente. Costo di recessione, però sono tranquillo a sinistra, questo mi cresce leggermente bene, quindi adesso 31 milioni, però sicuramente porta a casa un po' di cessioni. Qua, porca miseria. Qua ci devo. Volevo qualche nome esotico. Vabbè, Garettone arriva comunque. Questo è positivo. Raga, ufficializzato Garettone. Vediamo se arrivano un po' di cessioni anche. Allora, niente. Che bello. Nessuno vuole i miei giocatori. No, speriamo di no perché sennò so cazzi. Andiamo a sistemare qua l'allenamento. Garettone. Terzino offensivo. Mm. Mi va a migliorare. Questo però già veloce. Allenamento mirato. Allora. Tiro. Velocità. Possiamo far così, secondo me. La velocità è già bello forte. Mi farei così. Ecco così. Boh, Garettone arriva, questo è un bel colpo, però, non l'ho pagato poco, però me lo godo. Ok, da qualche offerta. Liverani. Liverani, sinceramente, è un buon giocatore, però è tanto lento. Non è più giovanissimo. Magari posso monetizzare un po' di soldini e portare a casa un centrocampista che mi dà un po' più di soddisfazione. Liverani, un giocatore buono, però boh, a 19 milioni, sinceramente, ce lo possiamo anche vendere. Però cazzo, ne ho messi tanti in lista e qua nessuno per il momento, porca miseria.
Allora, vediamo una. Oh, Di Loreto. 8 milioni. Guarda, non vado neanche a trattare questi giocatori qua. Ho bisogno di soldi. Blasi, 14 milioni. Ma guarda, te lo regalo. Ciao Blasi. Perché stanno arrivando bei moni. Adesso potrei riprovare il Gaizcone. Se Gaizcone l'ho comprato anche su PS6 versione PlayStation 2. No, magari Shevchenko. Se possiamo, grazie. Lo sapete, questo è un mio idolo. 32 anni comunque. Che sboccia, però 37, più di 37, cioè. Però magari posso fare anche follie per il mio Gaizcone, però. Ecco, un Veron, però riportare in Serie A un Veron non più giovanissimo. Vediamo. Juan Sebastian. Cazzo. Perché? Ok. Se paghiamo la clausola. La clausola è quanto? 32 anni. Sorrentino però ha dei parametri mostruosi ovviamente. Sì, in realtà sono vecchiotto, però a centrocampo può fare ancora la differenza. 35 milioni. Anche perché ragazzi, quelli più giovani non arrivano, cioè, nel senso, un'opinione positiva. Secondo me ce la portiamo a casa. Preferisco Verona Liverani con tutto il bene. Qua abbiamo Zenden, che è anche più veloce. Lo può fare tranquillamente, non è convinto. Magari facciamo un instant team, c'è vecchiotto, ma magari che può dare qualcosa subito. Vediamo, onnipresente, non è lento, comportamento difensivo non è il massimo. Sì, non è sto granché, però questo passa purtroppo. Osservazione, vediamo. No, scusate. Allora, Elano. Elano può essere anche positivo, però Edoardo Costa, questo è un bel mediano. Questo. Vediamo. Ah. Vediamo da questo. Un'opinione positiva. Non sembra male. Sinceramente, 24 anni, che sì, non ha ancora dei parametri, insomma, non proprio meravigliosi, però possiamo farlo crescere, insomma. Kelly, terzino destro, sì, però 70, cioè, non lo so, sono parametri comunque Naldo, buon Naldo. Però è lento come d'Alessandro, grande d'Alessandro. Tra un trequartista ne ho già troppi. Raga, vendiamo Riga no. Dio perdona, Riga no, mi dispiace, ma sono soldini comunque importanti per le casse viola. Qua vediamo, Mendieta, niente, Veron, finalizzati. Veron. No, Edoardo Costa non mi convince, però. A questo punto mi piglio Veron, però. È lento, però sinceramente Veron. Ma sì, volevo prendere Di Costa, però Di Costa è veramente preso malissimo. Veron secondo me è l'esotico che te lo godi un po' di più. Ok, Juan Sebastiano. Arriva la corte, tanto l'Inter compra Rodriguez, godo. Adesso con il campionato ci spariamo una. Attenzione. Arriva la Brughita. Allenamento, vediamo cosa possiamo allenare il giocatore chiave, vediamo se possiamo.
c'è la velocità, Poretto. Ma il resto va bene. Tiro, finalizzazione. Sì, sì, solo velocità. Vediamo se riusciamo ancora. 32 anni, ancora margine secondo me. Va bene, va bene, va bene. Allora, Sebastiano. Schema di gioco. Cioè, Bale. Cioè, non possiamo già. Però facciamo, cioè, sicuramente lo mettiamo in campo perché è un giocatore già secondo me pronto. Però è chiaro che Pasquale 81 te lo godi. Qua. Ok. No, scusate. Oi. Ok. Un mediano, sì, però ragazzi, pazienza, è un mediano mi serve adesso, devo pigliare un mediano per forza. Vai ragazzi, la prima giornata Fiorentina-Chievo, voglio subito i 3 punticini. Allora, Fiori, allora. Abbiamo un Toni Pazzini, Mutu, Montolivo, Veron, Donadel, vediamo se è un mediano, sicuramente un mediano. Deve arrivare. Gareth Bale lo piazziamo nel secondo tempo, vediamo come va la partita. Vai raga, chiaramente come detto in precedenza, unica pecca. Stadi, pochi stadi, non c'è l'Artemio Franchi, non posso inserire niente. Questa è l'unica pecca grossa probabilmente. Ci accontentiamo. Se sentite diverso che sto registrando dopo 2 giorni dalla prima parte e sono pieno di raffreddore. E si gode. C'è tensione, Beppe. Vai. Oggi servono i 3 punti. Vediamo il nuovo acquisto Verona a centrocampo. Giocatore d'esperienza. Eccolo qua, Sebastiano. Luca. Devo giocare con calma. Comunque la patch ha un gameplay tosto. Pasquale. Pasquale ancora. Pasquale vede Montolivo, errore di Pasquale però. Mamma mia, Montolivo. Un giocatore da testare perché nel Milan l'ho sempre stra odiato. Da opinionista ancora di più. Che odia il Milan, ovviamente Pasquale. Pasquale, subito Toni! Mamma mia, fuori gioco. Vogliamo sfruttare ovviamente Luca Toni e comunque l'attacco Pazzini Mutu. Toni è un attacco di tutto rispetto. Non dimentichiamolo, è alla prima apparizione con la nuova maglia. E godo. Per quali doti Pazzini. si distingue questo calciatore? Toni. Bravo Sebastiano, Sebastiano vede Pazzini. Pazzini per Luca, Luca, Mutu. Mutu! Mamma mia. Tiro non proprio appropriato dell'asso rumeno. Che ricordo con PS6, diciamo la versione Play 2 con la Fiorentina, nel senso partite un po' così. Volevo invece fare grandi cose qua su PS6 remastered tra virgolette. Il loro attacco si sacrifica molto, guarda come si muovono verso l'esterno per creare spazi. Questa non è una soluzione che in genere ti piace molto, vero? Non molto. Beh ragazzi, Donadel. Donadel è un giocatore da rimpiazzare il prima possibile, Poretto. Mutu, vede Lucchetta, Lucchetta ancora per Montolivo, Montolivo qui, Chievo copertissimo, Pasquale, Mutu, mamma mia, oh ragazzi. Buona Fiorentina comunque, l'Artemio Franchi applaude. Bravissimo, bellissima per Luca, Luca. Toni! Madonna, ma che tiro di merda è! Ottima Fiorentina. Pubblico soddisfatto di questi primi 16 minuti, ma il risultato fermo sullo 0-0. Lungo passaggio in avanti. Riesce ad intercettare. Veron. Mutu. Attenzione, Lucchetta, no, Lucchetta. Errore di Lucchetta, Toni. Passaggio sulla destra. Bravi ragazzi, bravi. Sebastiano, vai Sebastiano. Rinvio lungo per il pazzo Pazzini. Non ci arriva il pazzo. Danna.
Cosa cazzo ha fatto qua Dana? Comunque rimessa per il Chievo. Prova immediatamente in avanti. Qua un po' fortunato il Chievo, si salva, però attenzione, ancora rimpallo favorevole, che culo. Scodella in avanti. Un errore qui, brutta palla, sarà rimessa. Dai fiori. Montolivo. Prova a velocizzare il gioco con la Altro verticalizzazione. errore, che due coglioni. No, il primo T. Tiro. Ma non ci E c'è il gol credo. del Chievo. Bellissimo. Sono stati Domino un errore gol. Mamma Gli mia. avversari hanno intercettato, Vabbè. sono ripartiti immediatamente. Gol del Chievo, gelato. Una ripartenza perfetta. Il Franchi, attenzione, Pazzini subito. Pazzini può rispondere. Giampaolo. Pazzini. 1-1. Pareggio immediato della Viola. Gran gol del pazzo Pazzini. Inserirlo sarebbe stato veramente di difficile sbagliare. Che È un cacchio. clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non Donadel, già stanco Donadel, che bello. Perfetta parità. Montolivo. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo Montolivo. aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito Pazzini. agli avversari, hanno saputo Mutu, spingere con- bravissimo Pazzini, Mutu, azione sublime. C'è spazio per Pazzini lento qua. intervento al limite. Speriamo sempre siamo a difficoltà, campione. Calcio bailado. Ma siamo 1-1. Propone di continuare la manovra. Guarda che sul cambio lato gioco, ragazzi. Semioli. prova ad andare via con eleganza. Giunti. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Chievo show. Oh. Oh. Mamma mia, ragazzi. Era lanciato in Ma porta che con la passaggio è? Ma che passaggio è? Mutu recupera, bravo. No, se questo è fallo, guarda. per il Chievo. Don not parole. Dai, roba nostra, bravo Luca che difende palle in maniera splendida per il pazzo Pazzini. Questo non è il suo Vai ruolo. pazzo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione Montolivo. dimostra che è un attaccante davvero Montolivo lancia molto bene Pazzini. Ancora il pazzo. Ma Pazzini. Non ci credo. Con forza. La Fiorentina che prende subito Sebastiano. possesso della sfera. Montolivo lancia bene Pasquale. Vai Pasc. E la perde dopo. Allontana il pericolo. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Dominiamo noi ma siamo riusciti a prendere gol. Cioè incredibile. Attenzione ancora Pasquale. La mette in mezzo. Tony. Spondona per Ufaliusi. Tony. Toni. Lucchetta. Non ci credo. Brighi. Pellissier. Brighi. Suo pallone Roba nostra. Scatta verso il pallone. Dainelli lentissimo. Cioè, diciamo che la difesa non è proprio un punto fortissimo. Scodella il cross. Prova il tiro. Mamma mia che rischio. Fuori davvero di pochissimo. Forse anche un centrale serve, eh. sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Tony. Altra sponda sublime di Lucchetta Tony. Veron. Finisce la prima frazione. Fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Io Il dico. risultato potrebbe far pensare a un Proviamo Garettone, signori. La gara è stata vincita. Dainelli lo vedo malissimo. Un certo poco abituale di 1-1. È tutta una Mettiamo questione di Kroldrup spirito di gruppo e di volontà di non Jorgensen. mollare. È questo l'atteggiamento che i tifosi apprezzano di più. Facciamo così. 5 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Dai. Dai, raga. Alziamo il baricentro, andiamo a vincere la cazzo. Montolivo, bravo. Kroldrup. Meglio nel complesso. Eccolo qua, vediamo Gareth Bale, un giovanissimo Gareth Bale. C'è anche da dire però che Gareth, hanno sprecato attenzione a troppo. Gareth, mamma mia Gareth. Concretizzare il volume Ed è subito un super fanta Gareth. Questo giovanissimo ragazzo di 17 anni prelevato dal Southampton. Jorgensen. Mutu. Sebastiano, peccato, mamma mia. Sappiamo che le prime partite sono sempre difficili. In Master League. Dato il Chievo in casa possiamo vincere. A Mauri. Jorgensen.
Eccolo qua Jorgensen. Oh, attenzione Gareth. Subito Bale, scatenato sto ragazzetto, 17 anni ragazzi. Veron, missile di Veron! Non ci credo, palo scandaloso di Veron. Interviene tempestivamente. Palo senza senso di Veron, non ci credo. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Stiamo dominando noi, siamo sfortunati. Tony, bravissimo per Mutu. Mutu entra in area. Adriano Mutu! Adrian! Mutu! 2-1. Che cazzo. Troppo tempo, cosa ne pensi? Hai seguito un movimento da attaccante di 2-1 per la Viola. non era da meno. Tutta l'azione è stata Luca Toni è morto. Montolivo. Sono in vantaggio di un gol. L'obiettivo è entrare in UEFA Champions, ricordiamolo. Veron. Non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. C'è l'opportunità per il contropiede. Occhio. Allarga il gioco a destra. Gareth. È entrato benissimo comunque Garettone. Lo mettiamo Gareth in titolare. Anche Veron bene, un palo scandaloso di Juan Sebastian, vecchiotto, ma... Trovato all'inizio del secondo tempo. Occhio. Amauri. Dai. Sebastiano Frey, bravo Seb. Ha giocato una gara di sostanza. Pazzini. Il pazzo Pazzini. Schiaccia il piede sulla Pazzini. gioia. Non perderla, madonna, Pazzini. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Opportunità di ripartire. Bravissimo Gambero, il Gambero. Per Luca Toni. Fallaccio su Toni, orribile, orribile. No, stiamo non per Toni. Gialla sembra una risposta adeguata. E infatti è così. Attenzione, Veron. Veron. Bravo Veron. Ulfalusi. No, Arriva sulla palla bruttissimo e questo. interrompe l'azione. Dai, stiamo giocando Per bene. allontanare il pericolo. Mutu. Palla a Veron. Veron, bravo Veron. Qua un cross un po' così. Troppa forza, un pallone per nessuno. Qualche altro colpo di mercato dobbiamo fare però, perché... Attenzione, bravo. Jorgensen. Bravo Jorgensen. Pazzo, 1-2 che non va. Traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Non è mai fallo di Gareth, mai fallo di Gareth qua, mai fallo di Gareth. Ammonito B. No, vabbè, cioè, ma stiamo scherzando, ammonito Garettone così. Jorgensen. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Sta a loro dare il massimo Luca. in questa fase avanzando il più possibile. Bravo Luca, fa salire la squadra. Lucchetta, Toni, bravissimo. Veron. Veron per Mutu. Mutu lancia Verone, ma non ce la fa. Intervento difensivo. Ben marcato dai difensori del Chiavo Verona. Amauri. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo. Questo non è fallo invece, ma va in culo da Tomare. Detta proprio. E questo è fallo. Madonna. Mamma mia, che nervi. Attenzione. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Bravissimo Verona. Mamma mia che partita di Juan Sebastian. Vai Luca. Luca Toneggi, cambio gioco, è errato però. Questa non è simpatica. Fallo. Fallo di Kroldrup. L'arbitro va comunque a dirvi due parole. Stare attenti alle punizioni che sono sempre pericolose. Prova direttamente. Mamma mia, meno male. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la Bravo Veron. Ma come mi fischia sempre contro? Ma sempre contro. Ma basta. Giunti. Veron di testa. Buttala via. Ok, contropiedone di Montolivo. E fa già ridere così, dai. L'uomo più lento d'Italia, Montolivo. Mamma mia. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Trova il compagno in buona Vedi posizione. sì. Non adesso, grazie. Bravo. Dai, vuoi il rigore? Vuoi il rigore? Dai. Devono pareggiare Toni. e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori Bravi. per accompagnare Jorgensen.
Si è un po' abbassata la Viola. Semioli, grande Semioli, Soltanto rimessa laterale qui. che ha giocato anche nella Fiore. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Attenzione, Riccardino, bravo Riccardino. Grande Riccardino Devono Fuffolo. cercare di essere Bravo più completi se Fuffolo. vogliono recuperare. Ok, Bale per Jorgensen. L'ex udinese sbaglia. Deve resistere ancora qualche istante. Gareth Bale butta la su, va Tenta Gareth. di scavalcare la mediana. Fiorentina che Intervento. Ha visto il messa pericolo e è male. riuscito ad anticipare l'avversario. Ma ne sono tutti morti, fioi. Non è ancora Reginaldo, vabbè. Ah, non ho più cambi, è vero, giusto? Spinge, Sono anche rincoglionio, solo aver 5 cambi. Mutu. Attenzione, Mutu. Mutu, altro Sono errore. molto distratte in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Squadra finita, non si capisce il perché. Bravissimo. No, questo non è mai Non ci credo! Possibilità di tiro. Ma dai, ma eri di... Conclusione. No, devo prendere il gol per forza. Pareggio quando tutto No, sembrava vabbè, per che schifo. E Ma nonostante che roba la è? difesa non ha Ma che perso, gol ho ha preso. la palla in rete. È un Siamo pessimo persi. cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Persi 2 Hanno punti provato a così ostacolarlo subito, in tutti i evviva. modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Non ho parole per descrivere sto pareggio. E l'arbitro dice che può bastare. Non vanno oltre il pari nel primo. Allora ragazzi, io direi che andiamo su Van Bommel che mi dà più sicurezze, quindi arriva Mark Van Bommel, quindi abbiamo veramente un colpo importante, però serve un attaccantino in più, secondo me, anche un difensore, speravo, Zenden, non ci sono soldi, e qua neanche. Adesso bisogna capire per un difensore, raga. Arriva Mark Van Bommel, questo è un grandissimo colpo al centrocampo, ragazzi, grandissimo, grandissimo colpo. Allora raga, qua vediamo Gobbi, proprio senza problemi, così prendiamo altri soldini e vediamo qua. Thiago Silva, beh, assolutamente Thiago Silva come lo prendo, come giovane a far crescere, e anche Edinson Cavani come attaccante. È chiaro che stiamo costruendo una squadra per il futuro, ma non mi sembra male, ecco. Ok raga, ultima partita per oggi, la Fiorentina mettiamo la divisa, la terza che amo. E sono stati bei colpi, dai. È chiaro che è una squadra per il futuro, però Cavani già è mortissimo. Thiago Silva sempre, però io voglio dare subito fiducia a Garettone Bale perché mi ha gasato. Ma già gasato. Buono. E niente raga, dopo aver perso 2 punti così in maniera ignobile contro il Chievo, andiamo ad Ascoli per vincere. Voglio un 7-0 con l'Ascoli. Noi stiamo costruendo una squadra per comunque il futuro. Certo che le prime 2 vanno in Champions, le terze preliminari, il resto Coppa UEFA. Arrivare in Champions le dura, però proviamoci solo. Ciao e benvenuti Vai. in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Solleone, venticello, niente nuvole. Contro l'Ascoli, servono i 3 point. Mettetevi comodi e preparatevi a questo Tony. attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare... Adesso vediamo anche Mark Van Bommel, grande colpo. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Certo che serve un mediano di ruolo, vediamo, adesso chiaramente abbiamo finito il budget, però mettiamo Van Bommel di mediano un po' sprecato, poi comunque io voglio un mediano alla Kanté, alla Touré. Ottimo intervento. Van Bommel è più di tecnica comunque, però comunque va centrocampo, dai. Van Bommel, Marchetto Van Bommel, bravissimo, Marco Van Basten, Mark Van Bommel. Luca Toni. Con questa maglia fighissima, attenzione, Juan Sebastiano, non perdermela, bravissimo però. Adesso voglio il cross. Mette in mezzo il traversone. Bello. Spazza il pallone. Ok, ancora Van Bommel. Conquistata immediatamente. C'è tutta gente che cresce alla grande. Non sono riusciti a trovare lo Pazzini. spiraglio giusto per entrare in area. Pazzini, La loro azione si errore. conclude qui.
Chiaro che in attacco Nessuna delle due squadre ha ancora preso sarebbe Toni l'iniziativa. più un giocatore Siamo in una veloce. fase di studio. Mutu. Vai Adrianone Mutu, bravo per Jorgensen. Ottima azione. Ecco, Pazzini non è in grado di Lo fare hanno queste cose. marcato molto bene, non si è potuto liberare. Pazzini, ancora il pazzo però. Toni di tacco a liberare Mutu, niente da fare. Lancio lungo del portiere. Dai Nelli, bravo dai. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Attenzione Giampa. Comunque ho visto un errore e a Mauri sì, nel 2006-2007 no Chiavo, Yes Palermo, cioè hanno un po' vaneggiato questa mod perché se non ci sono altri errori perché mi girerei i coglioni, detta proprio in francese stretto, però cazzo non me lo ricordo a Mauri al Palermo. Mi ricordo proprio un Palermo-Fiorentina a Firenze, 0 a Firenze 4-3 se non erro, una roba del genere. Palla Veron, Veron. Veron che ha preso un palo, Veron. Che classe, ottimo salvataggio. Ha fatto tutto alla perfezione. Alziamo il baricentro, fai conosco, bisogna vincere. Se vogliamo andare in Champions, Fioi, cioè, Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. anche se la vedo dura, perché Pallone lungo in verticale. Tony, Tony bravissimo, il pazzo, ma che tiro è? Si libera della palla ed evita complicazioni. Un pazzo afrodisiaco, da quanto scandaloso. Vai, Veron, Veron, la mette in mezzo, Pazzini, io voglio i gol di testa del Luccone Tony nazionale, però. Jorgensen, bello, bisillabo di infelicità, fuori. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Buono, ancora Lucchetta, bravo Lucchetta per Pazzini, Pazzini per Tony, Entrate per Toni. Tony, La Fiorentina a calcio di punizione. non ho capito, L'arbitro va comunque a dirgli due parole. è vero, è un po' dura da qua, poi sulle punizioni non sono tanto forti. Attenzione Tony, Mutu, Grande occasione. Mutu, bravo A giocare Mutu, indietro. Jorgensen e la perde. Ci rischiamo che il contropiedone. Prova a giocarla in profondità. Jelanovic. Comunque a Mauri al Chievo, porca miseria. E il tentativo finisce per un nulla di fatto. Qualche piccolo errore nel database o nel database, lascio sempre voi la scelta, però niente. Poi no, dici. Allontana la minaccia. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da qua su è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Vai, C'è bravo. il pallone in avanti. Vai, pazzo. Tutta gente brava di testa in avanti. Garettone, non si è ancora visto Garettone. Vai, Gareth, vai, Gareth. Gareth Show. Mamma mia, sto sbarbato è fortissimo. Luca. Luca Tori. Peccato. Ma la conclusione non va a sé. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. Sì, ma Mutu è già stanco. No. Sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare Gamberini. con tanta facilità. Lancia il pazzo, lanci La lunghi. gioca in profondità. Tenta di Dai scavalcare. però ragazzi, dai. Si fanno intercettare il pallone. Stiamo dominando ovviamente. Precisione e velocità. Veron, bravo. Mutu. Mutu. Toni. Jorgensen. Mutu. Mutu. Fa sportellate con il suo marcatore. L'uomo più stanco d'Italia, si può già morto, la seconda giornata, benissimo. Mutu. Ci prova. Eh, Che dice di no. parata di Pagliuca. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere non ha trattenuto la palla, ma poi è riuscito ad agguantarla. Primo tempo 0-0, no good. Vero. Sebastiano, vai Seb, Tony. Vai Luca, vai Luca, vai Luca, vai Luca, vai Lucone! Non ci credo, Pagliuca show ragazzi. E il vecetto Pagliuca è ancora un fenomeno. Che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi. Schema di gioco. Ma Mutu dai c'è ancora. Non una brutta partita. Proviamo Mongolivo. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande, questo potrebbe infondere loro coraggio E basta per il consapevolezza momento, dei vai. propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Nessun gol ancora 0-0. Luca, Vediamo se vai arriveranno pazzo. nel secondo tempo. No, vabbè, Pazzini, mi incoglioni. Già ripresa. La Fiorentina ha giocato Bravo meglio nel Gambero. complesso, fornendo una prestazione
prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però Ok. che hanno sprecato troppo, non Mutu. sono riusciti a concretizzare Mutu, il Pazzi- valore no, Pazzini di gioco prima e non può l'occasione giocare, reale. c'è una minchia. Lukovic Lukovic. ci mette il Bravo. brutto intervento fuori Mamma mia, tempo, sto calcio di bestemmiando in aramaico antico. Mamma mia, il PES delle prime giornate da bestemmia in croato antico. Guarda che cuba, no, impressionante. Picchia. punizione. Jelanovic. Oh, occasione da rete. Ma cosa fa? No, vabbè, Frey. Va a far. Entra in campo con un altro passo, si vede subito in questo No, momento. incredibile, incredibile ragazzi, cioè non... Nonostante la pressione della difesa non ha Attenzione, perso la Pazzini. calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non Mutu. lo lasciavano respirare, ma lui se li è E la perdiamo. Fiorentina al calcio di punizione. Stiamo perdendo ancora, incredibile. E quasi Veron. sicuramente proverà la conclusione a rete. Veron. Bello. Gareth. Fallo su Gareth. Fiorentina al calcio di punizione. Ragazzi, inizio veramente complicato. Veron cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Veron. Oh, non ne segniamo una. Gareth. Ecco l'occasione per Montolivo. Allontana il pericolo. Fiorentina allo sbando. Dominiamo, ma prendiamo sempre gol anche con un Frey che non ha convinto molto queste due partite. È strano perché Frey poi in quegli anni là è una bestia. Montolivo. Prova la giocata di Bravo, prima. per Bale. Bale. Ti prego, mettila bene in mezzo. In mezzo. Pazzini! Tony dov'è? Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Ci credo. Perdere questa è veramente la bestemmia in polacco. Vai Gambero, vai. Veron. Giochiamo anche bene, ma Situazione con una giocata in avanti. in difesa prendiamo gol a ogni respiro. Pazzini, errore, madonna, errore. La Fiorentina ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così, Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. proprio così. Ma l'errore di Frey è clamoroso però. Vai Seb. Anche di mano, bellissimo, anche con le mani. Ma Dio santo. Sì, ma poi un calendario anche prima 2 giornate abbordabili. Niente. L'avversario ha avuto la meglio. Vai Thomas, dalla. Bravo. Tony, per il momento Tony. Toni. Un giocatore sempre pericoloso in Cazzo. area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Togliamo Mutu. Mettiamo Santana. Al posto di Veron. No, e vediamo tanto. Al posto di Dainelli. Proviamo Thiago Silva, vediamo se è già pronto. Sì, 60 di intesa. Però voglio subito testarlo per capire se può già dare qualcosa. Dainelli. E con questa la palla. Dai, madonna, Montolivo, mamma mia. C'è la palla lunga in avanti. Gamberini. Legge il Gambero, direzione, Mutu. blocca il pallone. Madonna, Mutu ragazzi, ma sbaglia, cioè sbagliare passaggi così è impossibile però, per un giocatore del livello di Adrian Mutu. Io capisco che non c'è l'intesa, però frega sta roba, cioè. Jelanovic. Ottima Bravo pressione. Gambero. Palla recuperata. Toni. Vai Tony, con Vediamo se calma. può capitalizzare. Tony, Palla filtrata Pazzini, per niente, Toni. Tony. Anche l'allenatore deve far Malissimo fronte alla Tony pressione oggi. dell'avversario. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Vai pazzo. Niente, neanche risponde pazzo. Bravo Mark. Dai Van Bommel. Si è inserito subito al top Tony. E sempre marcati i miei ancora Van Bommel però. Fenomeno Mark. Mutu. Mutu. No, non posso. Cioè, è incredibile. I giocatori proprio non sanno stoppare un Devono pallone. pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche Tony. i difensori per accompagnare. Tony, entra in area. Tony! La toglie dalla porta. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Una parata determinante,
davvero Veron. di doverla fare in questo momento. Stanchissimo e la fa. Veron. Attenzione di testa! Salvato. Non ci credo. No, anche il palo. La butta via e fa respirare la difesa. Mamma mia, che inizio di stagione di una sfiga Credo che avesse atrocissima. una fetta di Montolivo. tirare e alla fine ha sbagliato. La mette in mezzo, Toni di testa. Deve Non ci avere arriva. facilità. E Montolivo va a cagare. Montolivo. Tiro davvero da dimenticare. Montolivo, la pippa dell'Italia sei tu. Ancora da lì ha mostrato un certo coraggio. Palla di nuovo Stiamo sul prendendo con pallone. un tiro subito. Tutti in avanti, tanti. Incredibile. 1000 tiri a 1. Scodella in avanti. Va bene. Bambonello. Montolivo. Gamberini. La Fiorentina Gambero non per può Pazzini. permettersi un'azione ragionata. Il direttore di gara potrebbe fischiare da un momento Dai Veron. all'altro. Dai Veron. C'è la rete. Toni. Toni. No, vabbè. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Non segniamo. Sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Sono soddisfatto della squadra, ma siamo iper sfigati. Conquista il pallone. Potevano fare 6 punti. Interpretare questa 1. azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di Santana. nuovo, tenendo alta la Santana. concentrazione. Vediamo se cambia la musica con Santana. Pazzini. Niente. Incredibile sconfitta. Dominato dal primo all'ultimo minuto. Un tiro, errore di Frey, gol. Pallone alto nello spazio. Eccolo, il triplice fischio. Inizio veramente difficile, raga, a livello di punti, ma vabbè. Che si vede come un risultato negativo. Credo che l'allenatore non possa... È proprio la sfiga delle sfighe. Adesso, per carità. Adesso finiamo il mercato. Tanto... vediamo quanti soldi. Vediamo che il nostro budget. Trattative. Pazienza. Beh, 14 alla City. Ciao. Qualche altro colpo possiamo farlo, se ci ragiono un attimo. Tony, anche nostra, 3 milioni. Reginaldo, 9 milioni. Glielo diamo. Adesso dobbiamo prendere un attaccante veloce. E ora stanno... Calma. Adesso devo fare acquisti, Allora, trattative. No, mutuo no. Posso farlo senza... Ok. Potenza un altro giocatore che aspettiamo, abbiamo un budget di 37 milioni, dobbiamo prendere un attaccante veloce o comunque un trequartista o attaccante veloce. Ragazzi, l'ultimo giorno di mercato, l'unico è Zidane, sì, non chiaramente Zinedine Zidane, ma quello del Werder è un giocatore molto veloce, non è certo un fenomeno, però mi serve un giocatore in più, assolutamente. Ok. Non so se riusciamo a fare qualche altra cessione, ma il mercato sembra che sia finito. E adesso, raga, prossima è Fiorentina, Palermo. Volevo prendere Avezzi, ma purtroppo offerta rifiutata. Raga, sotto il comodone veneziano, adesso abbiamo la prossima Palermo, Cagliari e Parma. Purtroppo un solo punto. 2 partite sfortunatissime, ma adesso con calma troviamo l'intesa. I giocatori ci sono, possiamo fare una bella stagione. Ciao!